Ciao amici, buongiorno a tutti. Oggi andiamo a bussare alle porte dei Lagorai. Siamo nella frazione di Bieno, un piccolo paesino sopra Strigno in Valsugana. Ecco le campane che suonano Messa e noi invece andiamo ad affrontare le salite di un giro che arriva al passo 5 Croci e poi diventa un po' più trialistico. Sono qua in compagnia di Alberto. Ciao. Ecco, e adesso andiamo a vedere gli altri due compagni di avventura. Allora, dall'ombra al sole stiamo pian pianino salendo di quota, però con molta calma. Allora davanti a me c'è Giordano e dietro c'è Cristian che incalza, compagni di avventura che hanno lasciato la splendida nebbia del Polesine per andare in cerca di un po' di sole, e noi comunque facciamo lo stesso, e anche un po' di avventura se è possibile. Bene, allora qua intanto con calma proseguiamo, raggiungeremo anche il rifugio Crucolo, eviteremo il Parampampoli perché l'ora mattutina non lo permette, e avanti tutta. Allora ragazzi, prima tappa della giornata al rifugio Crucolo. Un luogo intriso di storia e tradizione. Il nome deriva dalla sua posizione caratteristica sul cucuzzolo della montagna, immerso nel cuore della Val Campel, una zona suggestiva a metà strada tra la Valsugana e il gruppo montuoso del Lagorai. Vediamo dove ci porta Cristian. Qua ci fidiamo di lui perché ci ha raccomandato questo posto. Dio bello che qua, cavolo. Prego. Madonna, che spettacolo. Prego. Dal 1782 la gestione del rifugio è stata tramandata di generazione in generazione, preservando lo spirito autentico del luogo e le tradizioni culinarie della zona. No, perché noi saremo in giro in bici, no? Ma volendo. Io ho visto. Li ho visti a risalire. Sì, sì. No, noi può darsi che le biciclette vogliono tornare indietro anche dopo. Senza proseguire. Esatto. Dov'è che siete diretti? 5 croci. 5 croci, e avanti. Forcella Magna, e dopo scendiamo giù dall'altro versante. No, per i virali questo. Oh, si sente tantissimo, amico. Adesso andiamo avanti. Ah sì, appunto. Beh, se poi ritornate potete fermarvi. Qua c'è anche un formaggio da Guinness dei primati, 450 kg. Qua è il famoso Parampampoli. Qua c'è il Parampampoli, che è d'obbligo. Anche quello dopo il giro in bici, chiaramente, no? Anche adesso se vuoi.
peso ovviamente. No, dai, quello no. Alberto guarda, incuriosito. Bisogna apposta spandere fuori dalla... vero? No, perché l'ultima volta anche a me fanno tutto. Il Cristian orario, Orario si non lo so. testimonia l'orario. Eccoci. 10:25. 10:25. Grazie. Alberto, bel soffio. Eccoci in partenza dal rifugio Crucolo dopo il Parampampoli, motore rigorosamente spento. Looking up at a tree, I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows. Bene, allora, fin qua ci siamo. Qua inizia un divieto finalmente alle auto. Prosegue la strada della Val Campelle, però almeno pedaliamo leggermente più tranquilli. This year I'm going to start a new chapter. Ignore the tears and only write down the laughter and open a rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose. Rifugio con seria chiuso. Allora noi proseguiamo dritto verso il passo 5 Croci. Non dovrebbe mancare molto. Che Giordano ha voglia di un panino. Era Giordano. E non solo lui. Over the ocean. La Val Campelle è una valle secondaria della Val Sugana, situata nel territorio del comune di Scurelle. Caratterizzata da una natura rigogliosa, è attraversata da numerosi ruscelli, rii e dal principale corso d'acqua, il torrente Maso. La valle era già frequentata a partire dal XVIII secolo, quando gli allevatori portavano le loro mucche in alpeggio durante l'estate. Tuttavia, l'insediamento umano era stagionale e legato principalmente alle attività agricole e pastorali. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, la Val Campelle assunse un'importanza strategica. Il Passo delle Cinque Croci, a 2018 metri di altitudine, è un suggestivo valico alpino che si snoda nella catena del Lago Rai, nel cuore del Trentino orientale. Questo passaggio collega la Valle del Vanoi e la Val Campelle, due tra le aree più affascinanti della regione, immerse in un ambiente naturale incontaminato, tipico del Lago Rai. Circondato da un paesaggio maestoso e selvaggio, fatto di vette granitiche, pascoli alpini e boschi secolari di larici e abeti, il passo offre un'esperienza unica per chi cerca avventura e immersione in una natura autentica. Ogni passo o giro di pedali svela panorami mozzafiato e il fascino di una montagna ancora genuina e poco antropizzata.
Come ragazzi? Bene. Bella grande. Si fa guadagnare, eh? No, dai. Croccante direi. Poi là. Dietro ogni angolo una sorpresa. Eccoci qua prossimi a Forcella Magna e abbiamo trovato una serie di laghetti, uno più bello dell'altro, appena vetrato. Bene ragazzi, dopo aver ampiamente goduto della bellezza di questo posto, procediamo, perché secondo me più avanti c'è ancora tanto. Pronti a riprendere la marcia? Iniziale. Bene, avanti tutta. Ripetitivo se dico che spettacolo. Te l'ho detto? Eh? Ti ho detto, sì. Sì, diverse volte ormai. Guarda che posto ragazzi. Quanto paga? Dovremmo... Sarà là la forcella, Quella sopra. Un suo, quella là, ancora su. Quella sopra. Siamo a quota 1000. Quota fatti 1570. 1520. 70, 1540 dai. Se le previsioni sono vere, un centinaio di metri ancora, 150 massimo. Quindi da 1522 metri di salita fatti, 201 metri di discesa fatti, 23 km percorsi. Ne avevamo 46 solo per fare. Sì, ma vabbè, dopo in tutta discesa. Le ultime parole famose. Una bella sassaiola qua.
simpatica la zona qua, eh? Molto simpatica. Ecco signori, la meraviglia, altro laghetto con cima d'asta, spettacolo. Spettacolo, e è vero che i lagorai non deludono mai. Eccoci ragazzi, volevo riprendere degnamente l'arrivo in Forcella perché mi sono fermato via a montare la GoPro. E qua come siamo? Rock and roll qua, eh? Eccoci qua in Forcella Magna. Spettacolo. Cima Coppi della giornata, e adesso abbiamo la discesa lungo questa valle molto invitante. Opla! Staremo a vedere come va, speriamo bene. Spettacolo comunque, spettacolo. E allora inizia le danze, iniziano le danze. Il 4 giugno 1915 gli alpini del battaglione Feltre iniziarono a pattugliare Forcella Magna, seguiti pochi giorni dopo dall'ordine di mantenere i presidi nella zona. All'inizio di settembre gli italiani avevano già occupato l'intero massiccio di Rava Cima d'Asta e poco più tardi guadagnarono il controllo completo del Passo Cinque Croci, Cima Socede e Forcella Magna. Oggi scenderemo lungo quella che una volta era la mulattiera militare utilizzata per rifornire le truppe. Con il tempo, il versante fragile ha causato frane e cadute di massi, rendendo il percorso stretto e difficilmente ciclabile in alcuni tratti. Tuttavia, nei tratti liberi, conserva ancora il suo fascino, regalando momenti di pura adrenalina. Scesa molto la saiola, ma simpatica, simpatica. Oppa. Oppa. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life, and I'm your ride. Hang on, we'll be long gone. Hang on, I cannot go wrong. We're going away, get you back, check the tag. Journey for life, and it's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life, and I'm alright. Hang on, we'll be long gone. Hang on, I cannot go wrong. Hang on, we'll be long gone.
Madonna che sassaiola, ragazzi. Just an aimless phase, every day unseen, hiding in the shadows of a world so mean. Then the shadows grow long. Will you find a place where you belong? In the quiet of the night, you're walking through the shadows of a world forgotten. For the unsung heroes, for the battered souls, find your way to the light. For the unsung heroes. Finiti, Uomini finiti. uomini finiti, Andate in pace. 1773 metri di dislivello. 1783. 1773, dai. Allora siamo vicini ai 1800, aveva ragione. Bene, hai ragione, Comut. Ottimo. Gran giro però. Lago Rai non delude mai. Distrugge ma non delude. Allora propongo di mettere via le bici e andare a bersi un brulè.